Il paziente, il caso indice, sta bene, è a domicilio, quindi non ricoverato ed è sottoposto appunto a un regime di isolamento precauzionale, almeno fino ai primi giorni di questa settimana, in attesa di un nuovo controllo da parte delle malattie infettive per stabilire la completa guarigione, da questa malattia. Non è dunque in pericolo di vita il 45enne residente a Requaro Terme che aveva contratto l'infezione della febbre dengue durante un viaggio nel suo paese in Africa. È il primo caso dell'anno in Veneto. L'uomo, dopo il ricovero nel reparto di malattia infettiva al San Bortolo, resterà in isolamento per almeno una settimana nella sua abitazione. L'Usberica non ha mai abbassato la guardia dei controlli per questa malattia potenzialmente mortale che si è diffusa con il cambiamento climatico e la mutazione delle zanzare. La nostra zanzara tigre si è resa competente a ospitare questo virus che una volta era limitato solo ai paesi tropicali. Abbiamo avuto nel 2020 proprio un focolaio di questo genere nella nostra ULSS, per cui tutte le misure che mettiamo in atto sono misure estremamente precauzionali per impedire che la zanzara, pungendo un soggetto infetto, trasmetta poi il virus a un altro soggetto.